ho avuto la fortuna di intervistare il campanile, che si è reso disponibile a raccontare se stesso in un dialogo piacevole e fruttuoso per entrambi. Forse i 200 anni esatti che separano la mia nascita dalla sua non sono poi così tanti. Prima di cominciare mi ha solo chiesto di darci del tu e di essere chiamato con il suo nome di battesimo, Campanile. Quando è nato, mi ha spiegato, tutti parlavano in dialetto. Da lui si sono dispersi nell'aria i rintocchi della vita nostra e di chi ci ha preceduto negli ultimi 2 secoli e mezzo. Buongiorno campanile. Noi umani quaggiù ti guardiamo sempre con ossequiosa riverenza dal basso all'alto. Da quassù io, timido campanile, seguo con attenta partecipazione gli affari del vostro viver quotidiano, ma ammetto di avere più confidenza con gli uccelli che svolazzano in cielo attorno a me, i quali, diciamolo pure, lasciano il segno sulle mie campane.
quando le mie campane sono a riposo, mi diverto ad ascoltarvi mentre canticchiate nelle vostre case le filastrocche, delle quali la più famosa è, potete immaginare, proprio quella che avete ascoltato. Quanti bei ricordi tornano alla mente. Davvero ci ascolti? Certo, tutti i suoni melodiosi attirano la mia attenzione, come quello dei sonaglietti, giocattoli immancabili nella vita di ogni neonato. Svolgono la stessa importante funzione di richiamo delle campane, destando dolcemente il bambino dal torpore dei primi mesi e invitandolo a interagire con le persone intorno a sé. Il suonare risponde infatti al bisogno di comunicazione e socializzazione degli individui, a qualsiasi età e in ogni epoca e luogo. Quando comparvero le prime campane in paese. La prima chiesa di San Pietro, risalente al X era sprovvista di campane. La seconda chiesa, edificata al posto della prima nel 1585, aveva invece 2 campane e una campanella minore collocate sul tetto in una specie di capitello. Nel secolo successivo venne costruito un piccolo campanile, appena sufficiente a contenere le 3 campane del tetto. Finalmente arrivasti tu, il primo campanile di San Pietro che ancora oggi possiamo ammirare. In quale epoca sei stato costruito? Era precisamente il 1768, un quarto di millennio fa, l'anno prima che Napoleone venisse al mondo. Chi avrà il piacere di venirmi a trovare
potrà verificare di persona come questa data importante sia rimasta incisa sulla mia pietra, posta nella facciata laterale che guarda valle, ben innalzato un po' alla volta, a partire dal 1763, a fianco del cimitero, nella zona chiamata Sagrato Vecchio. Fui completato e inaugurato nel 1768. Ad accogliermi la chiesa vecchia di 200 anni. A governare, da secoli, era la Repubblica di Venezia. Nel 1790 venne demolita la vecchia chiesa e costruito un nuovo tempio, con una lunga scalinata d'accesso antistante, che occupava gran parte dell'attuale piazza di San Pietro. Io mi ritrovai all'altezza dell'abside, quindi più nascosto di quanto sia oggi, ma continuai a svolgere fedelmente il mio compito e, insieme alla nuova chiesa, attraversai le turbolenti vicende di fine secolo e del primo Ottocento, come suddito dei francesi di Napoleone prima e del regno lombardo-veneto poi. Finalmente, nel 1866, gli austriaci si ritirarono e si poté gioire per l'annessione al Regno d'Italia. Come simbolo patriottico, pochi anni dopo, fu eretta nella piazza di San Pietro una lunga antenna sulla quale, in occasione delle feste nazionali, veniva fatto sventolare il tricolore. Seguì un periodo di pace che ci accompagnò all'inizio del XX secolo. Ma la prima metà del Novecento sarebbe stata sconvolta dai più vasti conflitti bellici nella storia dell'umanità.
Con lo scoppio della prima guerra mondiale, gli austriaci invasero il paese, costretto a sfollare nel 1916. Vidi allora le bombe distruggere case, privarle dei tetti. La chiesa restò in piedi, ma fu colpita da 3 obici e spogliata al suo interno. Io venni derubato delle mie campane, asportate dagli austriaci per farne cannoni. La guerra terminò il 4 novembre 1918 e, dopo pochi mesi, tornarono i primi profughi, che trovarono il paese devastato. Tornata la pace, tutto il paese si rimise all'opera per completare la costruzione di una nuova chiesa più grande. Si scavava nella roccia, si trasportavano pietre, sassi, sabbia e si cuoceva la calcara con la legna fornita gratuitamente dai parrocchiani. Appena il combustibile scarseggiava, le mie campane suonavano a martello per avvisare la popolazione che era il momento di provvedere al rifornimento. Finalmente, nel 1932, fu inaugurata la facciata della nuova chiesa, consacrata dal vescovo Carlo Agostini, il 27 novembre 1935. Campane a sera, la vostra voce sembra una preghiera che porta una speranza e una chimera. Quando più triste il cuore, dai verdi campi, i mietitori tornano dal lavoro, cantando allegramente tutti in coro una canzone d'amor. Campana tu, che sai di questa gente la virtù, ripeti ancora, la pace sia con te, o lavorator. Campane a sera, la vostra voce sembra una preghiera che si disperde come una chimera, là nella valle in fior, nel villaggio tutto in fiore. Quando il sole se ne muore, la campana della sera tutti invita alla preghiera. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il 10 giugno 1943, arrivò l'ordine da parte del governo di requisire le campane dall'alto della mia cella. Per ben 10 lunghi mesi io me ne restai muto, in silenzio, a interrogarmi sull'assurdità della guerra. Per fortuna nessun male dura per sempre. Grazie all'interessamento dei parroci della valle, nell'anno successivo i sacri bronzi
tornarono al loro posto a suonare per noi. E dopo tanto dolore anche questa terribile guerra finì. Nell'immediato dopoguerra, i sacri bronzi che mi avevano fatto compagnia per lungo tempo cominciarono a manifestare l'usura degli anni. Fu così necessaria la loro sostituzione con 3 nuove campane, che furono benedette da Monsignor Giuseppe Pretto, alla presenza di Monsignor Giovanni Toldo e del parroco Don Emilio Garbin, il 18 ottobre 1958. Le 3 campane sono quelle che ancora oggi sentiamo suonare per noi. Ma allora quest'anno doppia festa in paese. Tu compi 250 anni e le campane soffiano 60 candeline. Fino al 1971 i sacri bronzi venivano suonati dal campanaro, tirando sapientemente le corde con la forza delle braccia. Ma il mutare dei tempi portò all'elettrificazione anche delle mie campane. Dal 2007 è installato poi in sacrestia un moderno sistema informatico che automatizza i loro rintocchi. Eppure, se non ci fossero la mano e la mente di un uomo a programmare il tutto, a nulla servirebbe la tecnologia. Per questo dico grazie al mio amico Adriano Bianco, che rappresenta il vero campanaro del futuro. Non disdegna i nuovi sistemi, ma, in compagnia del nipote e di qualche volontario, si diletta in varie occasioni a far suonare allegramente le campane alla vecchia maniera.
campanile, chi ti progettò, ebbe decisamente buon gusto. Nella mia semplicità possiedo alcuni elementi architettonici degni di nota. Primo fra tutti, partendo dal basso, è il caratteristico arco delle campane. In alto il castello campanario custodisce la campana grande e la mezzana, entro 4 finestre bifore con piccoli archi a tutto sesto e graziose colonnine. La campana piccola, sempre all'interno di questa nicchia, è invece sopraelevata rispetto alle sorelle, posta al di sotto di un caratteristico tetto a cipolla. Sopra l'arco delle campane e al di sotto della cella campanaria ammiriamo il tuo bello orologio, grazie al quale assolvi anche una funzione cronometrica. Non solo per la presenza dell'orologio, ma proprio grazie ai rintocchi quotidiani delle campane. Nonostante tutti abbiano sempre a disposizione una sveglia o un telefonino, ancora oggi, nel 2018, sento chiedere Che ora zelo? la risposta. Ho sentio suonare?